Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento del mattino con infofriulitv.net. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca e ci trasferiamo a Pordenone, dove i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 5 in viale Treviso, di fronte alla fiera, per un incidente stradale che ha visto un'auto impattare dapprima contro un veicolo in sosta e fermarsi capovolta dopo un centinaio di metri. La persona a bordo è uscita autonomamente dal veicolo, è stata presa in cura dal personale sanitario e trasportata nel vicino ospedale per gli accertamenti. Temporaneamente interrotta la viabilità a causa dei detriti presenti sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e la vettura. Presenti i carabinieri per i rilievi di legge. Ci trasferiamo adesso a Monfalcone per i lavori in corso, per dire che sono iniziati i lavori di manutenzione di tutta la viabilità carsica nella zona del Monfalconese. I lavori provvederanno alla manutenzione di tutte le caditoie che si trovano lungo i 30 km di strada forestale che attraversano la zona carsica del Monfalconese. Le caditoie sono fondamentali per il mantenimento e la preservazione dei sentieri carsici, in quanto grazie alle stesse si evita il ruscellamento e lo scavo dei sentieri che altrimenti vengono erosi dall'acqua. Le caditoie risalgono al 2013-14 ed erano state realizzate dalla Regione in collaborazione con la Protezione Civile, che all'epoca avevano completamente rifatto più di 16 km di piste forestali. Ora, a distanza di anni, c'è la necessità di svuotarle dalla ghiaia e risistemarle in modo che ritornino ad essere efficienti per lo scolo dell'acqua. Le caditoie presenti al momento sono circa una sessantina sparse lungo tutta la viabilità carsica. Il comune provvederà a pulire e sistemarle quelle che si trovano nell'area interessata nella zona di Monfalcone e che necessitano di manutenzione. Ora ci trasferiamo a Udine per un'altra notizia, per dire che da sabato 24 luglio riprenderà il servizio navetta di salita al piazzale del Castello, che era stato interrotto per permettere l'esecuzione dei lavori di rifacimento del porfido di via Vittorio Veneto. Fino al 30 settembre le corse partiranno ogni 15 minuti, dalle 10.30 fino alle 12.15 e dalle 15.30 alle 18.15. Dal 1 ottobre al 30 aprile 2022 il servizio sarà anticipato nella fascia pomeridiana alle ore 14.30 e proseguirà fino alle 16.15. Comunque tutte le informazioni del caso sul sito www.arrivaudine.it. E ora parliamo di sport, perché presentati ieri sera nella splendida cornice di Villa de Brandis i campionati italiani di ciclismo su pista che si svolgeranno all'interno dell'Anello di San Giovanni a Natisone dal 28 al 31 luglio. Presentati ieri sera nella splendida cornice di Villa de Brandis a San Giovanni a Natisone i campionati italiani giovanili di ciclismo su pista in programma dal 28 al 31 luglio prossimi, che si disputeranno sul velodromo comunale della cittadina friulana. A fare gli onori di casa il primo cittadino, Carlo Pali, che ha sottolineato la valenza non solo agonistico-sportiva dell'evento, ma anche il ritorno d'immagine dell'intero territorio. Non a caso a patrocinarlo, oltre al comune padrone di casa, anche quelli contermini di Corno di Rosazzo, Manzano, Butrio e Cormons, per immarcare il concetto della promozione turistica a cavallo tra i colli orientali del Friuli e il Collio Quei Burda. Presenti anche gli amministratori dei comuni coinvolti. Il logo è stato realizzato dai ragazzi di San Giovanni a Natisone della consulta giovanile. Tornando alla parte agonistica, questi italiani 2021 sono stati organizzati dalla società sportiva Tutti in Pista. Scenderanno nell'Anello di San Giovanni dagli esordienti agli allievi per un totale di 20 titoli tricolori e altrettanti regionali suddivisi tra uomini e donne.
Si parte mercoledì 28 con le gare in programma nel pomeriggio tra le 17:30 e le 21, mentre giovedì e venerdì sono previste 2 sessioni tra mattino e pomeriggio. Sabato il gran finale con gli ultimi titoli in palio concentrato al mattino. Trattandosi di un velodromo all'aperto, la pista misura quasi 400 metri, l'incognita meteorologica sarà determinante per la regolarità e per questo sono comunque state predisposte finestre per gli eventuali recuperi. Chiaramente, essendo ancora in piena pandemia, ci sarà sì la presenza del pubblico in tribuna, ma nel rispetto delle norme anti-Covid previste. Bene, con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.